In consiglio comunale l'altra sera è stata discussa l'interrogazione portata dalla consigliera Alessandra Penzo, obiettivo Chioggia, riguardante l'ortomercato. A suo tempo il sindaco aveva ribadito a più riprese che sarebbe stato pubblicato un bando. Nel frattempo l'amministratore unico di SST ha affermato che la stessa ha deciso di uscire dalla società, proposito che andava comunque formalizzato. La consigliera ha chiesto quindi al sindaco quali fossero le sue intenzioni, se avesse o meno intenzione di pubblicare il bando, al fine di affidare la gestione ai produttori agricoli. Ha sottolineato la consigliera che non è stata data all'ex presidente di Chioggia Ortomercato Giuseppe Palo neppure la possibilità di parlare. Il 37% di Chioggia Ortomercato è in mano a Oppo Veneto, azienda dichiarata in liquidazione coatta amministrativa il 6 giugno del 2023, favorevole alla liquidazione di Chioggia Ortomercato. A quanto detto in fase di consiglio già ieri, si sarebbe dovuta tenere una riunione interna per discutere il da farsi. Se si procederà con la liquidazione, ha affermato il sindaco, l'obiettivo sarà pubblicare un bando entro fine anno, finalizzato però all'affidamento della gestione della sola sala aste del mercato ortofrutticolo, escludendo quindi il resto del compendio di Brondolo. Se la maggioranza delle quote tenuta da SST e da Oppo Veneto sarà favorevole alla chiusura, si liquiderà Ortomercato e a partire da settembre si valuterà l'effettiva pubblicazione del bando. La consigliera ha ribadito che i soci privati non sono stati neppure menzionati in questa manovra, esclusi dal confronto. Per avere notizie concrete, ha affermato, si dovrà attendere qualche mese. Questo modo di operare lascia tutti in uno stato di incertezza, non solo il Consiglio ma anche la città. Supponiamo che non tutti accetteranno in silenzio le decisioni dell'amministrazione sulla messa in liquidazione di Chioggia Ortomercato. Ma cosa sta spingendo l'amministrazione in questa direzione?